Ciao ragazzi, è autunno e come ogni autunno che si rispetti nelle campagne di Raldon, San Giovanni di Patotto, Campagnola di Zevio, è tempo di fragole, le fragole autunnali, che non sono più una novità da queste parti perché si fanno da un sacco di tempo. Graziano, buongiorno. da quanto tempo esistono le fragole autunnali? È una cosa ventennale, se non di più. Siete veterani? Sì, siamo abituati ad avere, è una realtà, ormai se non ci fossero ci facciamo qualche domanda. Cosa hanno rappresentato per voi queste fragole coltivate in questa stagione? Ha rappresentato intanto una novità, ha rappresentato un allungamento del nostro ciclo produttivo, diciamo, ha rappresentato anche una presenza sui mercati della nostra realtà. Ha dato una nuova linfa praticamente. Pensate che, lo abbiamo già detto diverse volte, qui una volta non era così, qui c'era un'agricoltura tradizionale con frutteto, stalle e allevamenti. L'agricoltura intensiva con le fragole ha trasformato la campagna e ha dato delle opportunità nuove alle famiglie come quelle di Graziano e di tanti altri che così hanno trovato un nuovo futuro, no? E la coltivazione idroponica? La produzione idroponica, diciamo, ci ha permesso di imparare a coltivare in un'altra maniera. Ad esempio in questo momento la stiamo adoperando anche per arrivare in certi momenti dell'anno della stagionalità, col caldo, col freddo, dove sarebbe abbastanza difficile farle in altri sistemi. Insomma, le varietà giuste così ci permettono di produrre, non dico tutto l'anno, ma comunque una buona parte dell'estate. Insomma. La qualità del frutto poi com'è? Con qualità è buono, perché quando è vero che bisogna adoperare delle varietà con una certa resistenza di tenuta, diciamo, proprio di struttura di frutto, però dobbiamo dire che abbiamo anche il sole ci permette di essere una fragola dolce, certo. Insomma, di portare apparato zuccherino l'abbiamo. Allora, sono arrivate le fragole autunnali, tra all'inizio un misto di scetticismo e così di perplessità, poi però via via con il tempo questo tipo di coltivazione in questa stagione si è affermata. Adesso si conosce finalmente questa fragola autunnale. Si comincia a notare che il consumatore la sta cercando, la domanda, la chiede, cosa che non è mai stata così. Abbiamo dovuto lottare per tanto tempo, diversi anni, a imporre che era un prodotto di Verona, che era abbastanza scettico la gente nel capire che era di Verona. Adesso l'hanno capito e la chiedono. È un cambiamento di tendenza, diciamo, dai. Tra le categorie che maggiormente la richiedono ci sono ovviamente i pasticceri, ma anche i ristoratori. E adesso, infatti, giusto che perché è un frutto che ispira anche, oltre simpatia, creatività, andiamo a vedere cosa si è inventato Mirko per celebrare sul piatto la fragola. Mai assaggiato un risotto con le fragole? Di polvere di cappero, voilà, e come secondo un filetto di garonese veneta, aceto balsamico e fragole. Ed ecco qua, garonese con le fragole. E questo era Mirko, vi invito ad andarlo ad assaggiare quel risotto con le fragole, un qualcosa di inaspettato e di sorprendente. Ma queste fragole, Graziano, poi alla fine dove si trovano? Perché questa è la domanda che tutti fanno. Ora, queste fragole finora erano d'appannaggio dei paesi esteri, perché la quantità, la distribuzione, perché la non conoscenza del territorio non ci ha permesso di piantarle così. E negli ultimi tempi, anche per una serie di promozioni fatte dai fragolicoltori, siamo arrivati a presentarle nei nostri mercati, nelle nostre ristorazioni. E non c'è un vero supermercato che le vende perché non esiste, però abbiamo cominciato ad annusare che la consegna a domicilio, la consegna al ristoratore, la consegna al pasticcere la facciamo e c'è un discreto risultato.
E allora continuiamo su questa strada, perché ormai la fragola autunnale in particolare è uno degli emblemi delle produzioni tipiche agricole della provincia di Verona. Grazie davvero a Graziano, adesso una vaschetta me la porto a casa perché sono al punto di vendita e produzione, quindi Certo. alla prossima cantinata, ragazzi. Saluti a tutti. E dopo il risottino stasera, va bene?